ci è sembrato giusto perché erano tutti bravi e non era giusto mandarne uno solo. Abbiamo deciso di mandare in finale sud dei cabarettisti i primi 2 classificati perché non ci sembrava giusto mandarne uno, i primi 2 degli artisti di strada e circensi, ma nonostante tutto l'organizzazione di Milano, in diretta da là abbiamo chiamato, ci ha detto che ci saranno dei ripescati, quindi chi ha avuto uno scarto di voto basso sarà ripescato e potrà risfidarsi ad un'altra selezione, quindi nulla è perduto per chi non ha passato. Non posso finire di farti serio, ti do uno schiaffo, il microfono sotto i denti e ti faccio mettere l'apparecchio, così non venendo più la drag o più serio. In più passa anche alla finale colei o colui che ha avuto più voti dal pubblico. Se dovesse essere, no, ma se vanno ad dove darci? Se dovesse essere già tra i vincitori, Misba già è passato. Vado a proclamare perché posso leggere solamente io la scaletta, in quanto organizzatrice, le 2 Ghertine non sono nessuno. Che culo! Io sono buono a fare altro, per questo sono stata chiamata, però voglio dire che devo dire la verità, ha preso tutto, fatto tutto lei. No, abbiamo fatto tutto insieme. Io dico la verità, non sono come altri che si prendono i meriti. Abbiamo fatto tutto insieme, non fare la modesta. Ci siamo visti tutte le sere a casa tua, abbiamo dormito insieme. E lei non prende? Figurati che le mettevo le bigotine e lei che mi arricciava le parrucche, va bene? Comunque, siamo amici da tanti anni ed è stato un piacere lavorare con te e questa sarà solo la prima di una lunga serie. Sì, sicuramente. Ok. Vado a proclamare, via di una fascia. Vado a proclamare i cantanti, per la categoria cantanti. Premia, facciamo venire Giuseppe che premia almeno il terzo, lui ci ha donato le fasce. Prego Giuseppe, ti ricordo la fascia. Se mi raccapezzo. Sì. Terzo classificato e quindi di diritto partecipa alla finale sud. Ci sarà la data poi in seguito, penso verso gennaio-febbraio, vi faremo sapere, con 163 voti dalla giuria e 8 del pubblico, per un totale di 171 voti. Miki Petillo! Ricordiamo che è stato un provvedimento in inglese terzo classificato. Mettiti qua perché faremo le foto per tutti quanti insieme. Seconda classificata, sempre per la categoria canto. E basta pure tu. E bravo su di Roma. Allora, con 147 voti dalla giuria e 9 dal pubblico, per un totale di 156 punti, e quindi anche lei accede di diritto alla finale sud, Olga Sorriso. E cantiamo la compagnia di Maria Nazionale, complimenti. Olga, ti va! E sei bellissima con la nostra fascia del best show. Il complimento che ti hanno fatto dalla giuria, hanno detto, e te lo dico perché adesso, che hai la voce identica a Maria Nazionale. E questo voglio dire un complimento bellissimo e sono felice per il tuo secondo posto. Accostati di qua. E adesso il presidente di giuria premia il primo classificato, sempre della categoria cantanti, con 167 voti da parte della giuria tecnica e 5, un attimo che le ciglia cominciano a scollare, e 5, no, non è vero, ho detto una palla, e 5 da parte del pubblico, quindi per un totale di 172 voti. Qua ci vuole la musica DJ, invece sta Locatreno con un palo in mano, posa il palo, lo prendi dopo. No, io li prendo, li ho comprati io. Quindi per un totale di 172 voti
vince il primo posto Luigi Manea.